Eccomi qua, buonasera a tutti, amici, amiche, telespettatrici di Canale Italia, grazie per essere con noi. Questa sera affronteremo degli argomenti, io ritengo, molto essenziali ed importanti. A questo punto mi dicono di là, avremmo dovuto parlare di fare un editoriale, insomma, invece dico pochissime robe. Questa sera affronteremo un delicatissimo argomento che è la prevenzione per coloro le quali sono affette da mastectomia. Parleremo dell'associazione Noi e Cancro Volontà di Vivere. Sentiremo le protagoniste, sentiremo la fondatrice di questa associazione. Parleremo di tutto quello che sta accadendo in Iran. Le ragazze finalmente, le signore, le ragazze universitarie, anche le ragazze diciamo di buona famiglia, si sono rese conto che non possono andare avanti così e quindi c'è una ribellione che nessuno racconta se non noi di Canale Italia insieme agli ospiti che fra poco andrò a presentarvi. Ed infine parleremo di sicurezza. Abbiamo una rappresentante del sindacato di polizia con il quale affronteremo questo argomento perché continuano a telefonare, continuano a dire che nulla c'è di tranquillità, di certezza, quindi siamo tutti assillati da questa violenza costante che poi girano no, nel Facebook, che ti fanno vedere delle cose veramente strabilianti. Bene, anzi benissimo, senza censura come noi altri. Hai capito? Queste sono affermazioni gravissime, Taher, gravissime, anche perché, e qui vi facciamo vedere adesso alle spalle, se voi, non queste donne, toglietemele, no, vi faccio vedere invece l'altro cartello, ragazzi. Quando noi andiamo ad un supermercato, andiamo a fare la spesa, soprattutto in questo periodo che c'era un po' di freddo, quando queste povere creature anziane uscivano dal supermercato e affrontavano la porta di uscita, in tutti i supermercati, meno alcuni, non faccio nome per non fare pubblicità, dove non si vede nessuno, evidentemente hanno preso una posizione molto ferrea, due energumeni, alti quasi 2 metri, grassi come maiali, non è razzismo questo, vi dico quello che accade. Come arriva una vecchietta, si avvicinano, siccome devono uscire, prima uno, poi l'altro, prendono il carrello, volere o non volere, e se lo portano via, senza chiederti posso portare il carrello? No, lo prendono, se ha ancora vecchietta, e quindi prendono il carrello, lo portano lì, prendono l'euro, lo mettono in tasca e lasciano il sacchetto, si fanno finta di aiutare, però prendono il carrello con forza. Allora io chiedo a voi poliziotti, quando finirà questa storia? Quando la gente sarà tranquilla e serena, potrà andare a fare la spesa, potrà uscire tranquilla e serena? Quando smetteranno questi di camminare per le città senza nulla fare? Caro direttore, io ogni volta accetto il tuo invito volentieri, ma ogni volta io mi devo incazzare, perché tu sai come sono fatto. Io non posso sentire queste grosse problematiche, a parte il tema di questa sera sulla salute della donna, ma anche l'ospite che Taher, conosco peraltro, Taher, iraniano, ha raccontato delle cose vergognose. Allora, fino a che ogni volta parliamo questa informazione, sì. Però tu lo sai, io da buon sindacalista mi incazzo ogni volta per queste cose, perché quando si parla di scuola, salute e sicurezza nel mio campo, abbiamo sempre queste grosse problematiche. Ci sono sempre problemi, non ci sono mai soldi per la scuola, non ci sono mai soldi per la sicurezza, per la salute, ogni volta. Ancora oggi nella sanità, nella salute, ci sono queste grosse organizzazioni, queste ONLUS che danno una mano a chi ha bisogno. Basta girare nei grossi centri, anche il nostro centro oncologico che abbiamo qua in Friuli, nella tua vicina regione,
possiamo vedere che funzionano queste organizzazioni solo perché questi ospedali funzionano solo perché ci sono dei volontari. Nella sicurezza però diventa difficile porre questa situazione, non possiamo dare la sicurezza in mano a dei volontari. Allora ben venga, come ha fatto qualche sindaco, con questi vigilantes, con addirittura prima con l'esercito, c'è stata la proposta di qualche anno fa, ancora in città come Roma vediamo questi militari che fanno un servizio di vigilanza armata, peraltro nelle nostre metropolitane. Se tu prima hai parlato di chiedere i soldi, quali? A Roma tu arrivi nelle grosse città, ma anche qui a Venezia abbiamo avuto problemi nelle stazioni, a Mestre, dove arrivava alle scale mobili la gente, questi ti chiedevano l'euro, ti prendevano la borsa e se non gli dai rischi anche una coltellata. Non lo fanno con me, lo fanno con la signora di 80 anni, col signore di 90. Questo è il problema. Però, caro direttore, se noi non abbiamo un turnover delle persone che sono attualmente in polizia, che superano dai 45 ai 49 anni ormai l'età, e non abbiamo un ricambio su questi poliziotti, ma dove andiamo? Mancano 23.000 uomini solo nella Polizia di Stato. Parlo solo nella Polizia di Stato, tant'è che i carabinieri hanno lo stesso problema. Scusa, questo governo cosa ha fatto? Questo governo, caro direttore, non è altro non è diverso da quello che c'è stato prima. Il problema è che noi sentiamo parlare di sicurezza solamente in questi giorni che ci sono le elezioni. Tra questi politici, sicurezza, faremo, e poi guarda questo governo che ci sta lasciando, fortunatamente, ha proposto un aumento di 102 euro lordi per le forze di polizia, che tirate le cinghie, toglile questo, saranno 40-50 euro, ma ti dicono, ma ti daremo degli arretrati che saranno 200 tassabili in 4 anni, cioè io dico, faccio un esempio per far capire a chi ci segue da casa, che non è del mestiere, che questa è la sicurezza. Cioè i sindaci cosa fanno per poter risparmiare nella loro attività amministrativa? Spengono le luci. Ci sono città come Roma, ma come altri comuni più piccoli, ci sono intere vie chiuse come illuminazione, spente per risparmiare. Ma dove siamo arrivati? E parliamo di sicurezza. Quante persone ci sono arrivate nel nostro territorio per via mare o per via Balcani? Quante? 800.000 dicono. Ecco, benissimo, tra cui ho sentito cifre come 16.000 minori che poi ai primi centri di accoglienza scappano e quindi sono assoldati dalla malavita, se noi molte volte ci capita di fermare queste persone, cosa ci dicono? Addirittura, guardi, circa un mese fa, una nostra pattuglia ha fermato questi che stavano spacciando droga, perché ormai quelli meno rognosi, spacciano droga. Benissimo. Cosa state facendo? Stiamo lavorando, ma convinti, non è che ci stassero prendendo, stiamo lavorando. Queste sono le risposte di questi soggetti. Dove vogliamo andare? Queste persone che si sono messe il velo, cioè io mi incazzo, perché si devono mettere il velo? Questa è l'integrazione e questi sono quelli che ci portano alla nuova cultura, e questo è il problema. Ma se a queste persone gli levassero la scorta e andassero per la città, io non so se tornassero a casa tranquilli, tornerebbero a casa tranquille. E questo, caro direttore, per quello io mi incazzo e voglio qualcuno che chiami se della loro città invece si sta bene. No, io credo che sia... No, toglietelo sta faccia, non fa parte più della politica. Via. No, ragazzi, si è ritirato, toglietelo. Stasera è una serata, dai, non vengo più. Siamo già agitati per queste situazioni, pensate. Posso fare una domanda? Come no? Ha detto che mancano 23.000 poliziotti. Ma perché il governo non apre le assunzioni? Perché il o non si presentano il governo giovani? è circa dall'88 che non fanno dei veri arruolamenti. Prima c'era il servizio di leva,
Sì. quindi uno poteva rimanere, facevano i 2 anni, se non aveva avuto problemi durante questi 2 anni rimaneva, poteva rimanere comunque. Parlo anche per i carabinieri, Certo, sparito certo. tutto quanto. Adesso i governi che si sono susseguiti a questo, cosa hanno fatto? Ogni tanto, siccome sentono i sindacalisti e vedono e ascoltano anche loro molto probabilmente la televisione, fanno i concorsini, io li chiamo i concorsini. 600 uomini usciranno adesso a marzo, nel 2018, fine marzo usciranno. Cosa pensa che possono essere 600 uomini in tutto il territorio nazionale quando ogni mese ne vanno via 2000? Cioè, cosa possono servire? Ci sono città dove ormai le questure sono al disastro, cioè sono al lastrico. Ma Tutto va bene, tutto va l'Italia bene. aumenta, cresce. Ma tutto va bene. Ma dove? Fatevi un giro sotto alle abitazioni di questi soggetti Sono pieni di... e vedete se non è pieno di polizia. Ma questi quando gli vanno a rubare in casa? Ditemi, quando gli vanno? Allora, sotto le sedi di partito non ci devono essere i poliziotti che fanno le guardie. Ci devono essere, si prendono i civili, si prendono le guardie, le guardie, i vigilanti Io ho visto- e si mettono sotto la loro casa, sotto la loro partito, si mettessero questa gente. Ma perché mi devono prendere 1000 uomini, faccio il numero per ogni partito che c'è e mettere questo? Caro padrone, Poi mi incazzo e sai come sono. se tu... Posso intervenire, mi scusi perché non ce la faccio. Sì, perché Io poi devo prendere vivo una a telefonata. Padova e non sento problemi, cioè sono sicura a girare anche in stazione di sera. Cioè credo che la sicurezza sia una questione anche di integrazione, di rispetto reciproco e non abbia senso né strumentalizzare né parlare di quelli generalmente perché è un modo di sente parlare che non è corretto. Si sente sicura? No, Io mi no. sento sicura. Lei si Non sente si può- sicura? io Lei mi si sento sente sicura? Bene, Visto allora che ha mi chiesto spieghi se lei io mi sento nel sicura. momento in cui una persona, io non ho detto neri, bianchi, verdi e gialli, Quelli io ho che detto- arrivano dai Balcani e via mare. Beh, cioè, cosa vuol dire quelli che arrivano? allora si vada a vedere Mi come è scusi. aumentata la criminalità degli italiani o quella degli stranieri, dei reati commessi da italiani e da stranieri, primo. Secondo, se una persona di queste viene presa in fragranza di reato, lei mi deve spiegare, visto che sa tutto sulla sicurezza, mi deve spiegare com'è l'iter di quella giornata. C'è una telefonata, pronto? Buonasera, io chiamo... Pronto? Rosanna Mi sente? da Cesena. Da Cesena, mi chiamo Rosanna. Sì. Condivido il discorso che ha fatto quel funzionario della polizia. Condivido. Oggi le dico, ho ascoltato una trasmissione che è sulla 7, dove c'era l'onorevole Morani, dove diceva che loro, da quando ci sono loro al governo, hanno aumentato il numero dei poliziotti, hanno dato un aumento ai poliziotti e che hanno fatto tutto loro, che i rapimenti, cioè le rapine sono diminuite e che non è vero che tutti gli extracomunitari non sono bravi, cioè a questo punto, ma sto governo che da 6 anni, ma non è ora che se ne va a casa, che hanno fatto tutto loro, tutto bene, Signora altri sono stati dei deficienti. Rosanna, Guardi, c'è il 4 marzo, vediamo. Speriamo, guardi. Grazie della Speriamo di liberarsene. Grazie. Veramente, Gra- veramente, guardi. Grazie, buona serata. No, ragazzi, se dobbiamo dire che c'è sicurezza, io ho visto ultimamente in televisioni locali, concorrenti, diciamo, non concorrenti, altre televisioni locali che hanno fatto vedere dei servizi a Vicenza, a Padova, servizi proprio a rischio di questi giornalisti. E ho visto un altro giornalista, un altro servizio, ma non dato da coloro i quali sono del centrodestra, perché centrodestra e centrosinistra non c'entra un tubo. Qui c'entra essere obiettivi e vedere, ragazzi,
che Mi c'è... pare che si stia facendo obiettività e oggettività no, mi Beh, dispiace. questa è ma la no. sua posizione, È la mia posizione. questa è la sua opinione, Certo, è la signora, mia opinione. che noi Ce rispettiamo. l'ho con lei personalmente. Che no, Neanche no. io ce l'ho con lei, però insomma mi No, pare no, che no, si no. stiano facendo discorsi un po' tendenziosi, nel senso che io posso capire che ci sia una riduzione e una difficoltà di un corpo che dovrebbe lavorare in condizioni diverse, ma che ci sia un problema sicurezza nelle nostre città Non c'è. e Non c'è. non va alimentato in questo modo. Non Ci va sono alimentato, strumenti no, e ma modalità non stiamo diverse. alimentarlo, Diesel, benzina, lo stiamo descrivendo. Non è questo. Non lo state descrivendo Non è con questo, oggettività, non mi è dispiace. questo. Ah no? No, cioè già il fatto, Comunque, io parlate li ho- voi, io faccio il conduttore, non c'entra già, niente. allora, già il fatto che queste persone non vengono, Queste non si persone possono, sì, nome, cognome, via, cioè qualsiasi non si può parlare di nome allora, e cognome. qualsiasi persona che commette un reato in Italia, oggi, senza certezza della pena, fa quello che vuole. Lei provi ad andare a 50 all'ora in una città o in un paese come solo la Croazia, l'Jugoslavia, o vada in Iran e dove c'è il cartello, vabbè, poi mi dica se in Italia uno non può fare quello che vuole. Chiaro, non c'è la certezza della pena. Per trovare un reato, per l'escamotage, esistono 55.000 avvocati che cercano di fare il loro lavoro. Cioè, è questo il problema in Italia. Primo, certezza della pena. Non c'è. Secondo, per andare bene in Italia servirebbero cosa? Delle leggi speciali per l'attività di polizia. Perché se no noi non andiamo da nessuna parte. Noi non possiamo arrestare, se no per i gravissimi reati, una persona che ruba in un supermercato. E se venissero a rubare a casa sua, lei cosa farebbe? Chiamerebbe la polizia, che Sa tarderebbe cosa è sicuramente. successo? Ai miei genitori sono andati quest'estate Sicuramente i ladri. tarderebbero. I miei genitori sono dovuti andare 3 volte dai carabinieri perché una volta Perché? era venerdì sera, una volta Brava, era sabato e le va bene, pomeriggio, ma le una va volta bene lunedì. questa situazione che i carabinieri devono chiudere le stazioni alle 8 di sera. Devono Ma chiudere, le va bene? c'erano presenti, Io lo so, se a lei c'erano le va presenti, bene, ma il sabato era troppo difficile lavorare Ma- e lunedì avevano il computer rotto. State ma scatenando. vede che bene, non abbiamo i computer, lo dice lei, se questa è la sicurezza, infatti, non vanno i non ho computer, detto, la può gente ce essere. li deve regalare. Ma lei lo sa che le regioni ci vengono incontro con una macchina, la carta, ce la dobbiamo comprare, gli straordinari non vengono pagati. Cioè le regioni molte volte Io quello che sto chiedono, i dicendo comuni, è che la sicurezza Ma- si crea anche con come dire, atteggiamenti propositivi di civiltà e di integrazione dove mancano le risorse per, anche perché non bisogna, come dire, ma scusi, Vabbè. ma Scusate, ma- integrazione Se vuol farla il- volontaria anche di questo, Ma certo, può ma fare. certamente. C'è una Ma telefonata. la Ho fatto non anche la penso sia volontaria quella in di carcere, per cui 54.000 so di cosa sto abitanti. parlando. Siamo qua. Appunto per questo dovrebbe sapere di più. Cioè, è andata dai carabinieri, è dovuta andare Ca- 3 volte per fare una denuncia, ma è una cosa regolare questa? Calma, Ma no, mi dica. Non è ragazzi. una cosa regolare, Ragazzi, sto stiamo discutendo. Pronto? Non è una cosa Franca da Roma. Buonasera, complimenti per la trasmissione, lo sento sempre anche alla mattina. No, volevo chiedere a quella signora lì che dice che le città sono tanto sicure, ma dove vive la signora? a Padova. A Padova, a Padova. Padova? Ma qualche volta va fuori di sera? Sì. Secondo lei da lì, io no, guardi, è incredibile. È incredibile Vabbè, signora. quello che sta succedendo. Non pensavo di essere finita in una trasmissione politica, altrimenti non sarei venuta, sinceramente. No, Io signora, sono sindacalista e non ho colore Mi e spiace. partito politico. signora, all'inizio tenga noi abbiamo presente detto, questo. lei faccia quello che crede, noi abbiamo detto, ci sono 3 argomenti, l'ho detto Sì, all'inizio. Noi parliamo. L'argomento sicurezza non si affronta in questo modo, in una trasmissione. Non è la Io verità. faccio mi il dispiace. sindacalista e faccio tutore dei miei colleghi. La sicurezza così in Italia è svanita. Va bene? È un poliziotto. Vada a vedere quante pattuglie uscivano nella sua città prima di 10 anni fa. Vada a vedere questo. Vabbè, dai, buoni. Non è che dobbiamo dire che lei sta dicendo delle menzogne. Non c'è più, lo so perché non c'è più.
e devo andare in pubblicità così calmiamo le acque e poi ritorniamo a parlare dell'argomento e poi chiuderemo con l'integrazione, no, con l'integrazione, se le infiltrazioni, non di acqua, ma qualcuno dice che se c'è stata questa insurrezione in Iran la colpa è degli infiltrati europei. E poi comunque torneremo a chiarire alcune cose anche della trasmissione, l'altro argomento molto forte. Sono tutti forti gli argomenti questa sera. Pubblicità. Come di bella cavalla sto camella copino, l'altra con la coda il bandione a chile. Vedi curioso mentre scava sto tu si scorda della non è cosa che ho padronia non c'è sta. Allah Allah Allah. È buona. Allora, torniamo a parlare dell'associazione e poi chiudiamo con voi perché vi siete agitati troppo, quindi torniamo ad essere più sereni, più tranquilli e a parlare di cose già più serie piuttosto che tutti questi altri argomenti. Io dicevo che la sanità non funziona. Allora, io ho avuto a ottobre la perdita del mio suocero Umberto, un guerriero, un amico. Tu lo sai, ti ho avvisato, ma io mi chiedo questo. Uno se vuole farsi una visita deve comunque aspettare 4, 5, 6, un anno e questa malattia va avanti. Parlavo prima in pubblicità con il medico. Io ho perso mio suocero per un melanoma. Dal momento che abbiamo scoperto, e pagando chiaramente in visita privata da un illuminare che ci ha detto quello che aveva, da febbraio siamo arrivati a maggio per poter fare gli accertamenti ospedalieri, perché era tutto occupato. E ci sono momenti in cui la visita la fai fra un anno. Ma allora questa malattia quanto va avanti? Non è un problema questo? Sì, è un problema, ma certamente non possono dare risposte loro. No, questa no, è una ma questione è la sanitaria. critica, no? Sì, Sempre sì, da sì. quello che critica. Ne parleremo e poi in altre chi circostanze. cavolo deve curarsi non ha neanche la possibilità. Ragazzi, questo è Il fatto la dell'autoesame, sanità. posso finire un faccia attimo? una visita agli occhi, ci vuole un anno e mezzo. Va bene, torniamo per un attimo a parlare anche con l'amico dalla polizia, quindi che cosa ci dobbiamo aspettare dopo il 4 marzo, amico mio? Non faccio Non fai l'indovino. la politica sicuramente. Mi auguro solo che... Allora cosa ti auguri? certo, mi auguro che si metta in mano a questo comparto sicurezza, perché Che ci siano... tieni presente che il comparto sicurezza intendo anche i vigili del fuoco, perché fanno parte anche loro chiaro. di questo comparto, che anche loro per fare un furgone, un camion, aspettano si rompe uno per fare un pezzo dell'altro, quindi non è che siano messi Manca meglio. benzina ai carabinieri, alle guarda, automobili dei carabinieri, ma insomma. ormai mi sono stufato di ripetere questa situazione. L'importante è che venga messa a mano veramente e quindi chiedo no? Chiedo che non se ne parli solamente ogni volta. Io mi sono stufato di vedere le trasmissioni nazionali, Vito, proprio per questo. Diventano tutti esperti di sicurezza, tutti politici. Allora diciamo, io non conosco personalmente il sindaco di Padova, conoscevo quello prima, però caro sindaco, visto Sergio Giordani, ex presidente del Calcio Padova. E allora Sergio quindi Giordani, in sport ci sono visto sempre che vi io. costringono a trovare le abitazioni anche per persone che non sono nate nel territorio italiano, a queste associazioni, ma come non si fa a dare una stanza? Come non si fa? Non una stanza, devono dare un'abitazione con il controchiocchi. Una sede e dei contributi forse, perché questi non avranno neanche il telefono. Com'è che diceva? Figurati. Cioè, Vabbè. Però questa è gente che può darsi, caro sindaco, che ti abbia anche votato.
Non te lo dimenticare che il sindaco si fa quelle votazioni, Buona intenzione. Ti voglio bene, sindaco. E per quanto riguarda la prossima settimana, ragazzi, è un altro argomentone, perché parleremo di tutti coloro i quali, per volere di questi nuovi presidi, sono stati licenziati, questi sono diventati adesso i padroni del mondo. Allora ci saranno insegnanti, parleremo di scuola, parleremo di questa brava scuola, come dice qualcuno, e ci saranno insegnanti che per futili motivi o perché non erano allineati all'idea della direzione sono stati licenziati di brutto e messi sulla strada, una cosa indecente. Seguiteci venerdì prossimo, come vedete noi portiamo problemi veri. Mamma che faccia che ha questa qua, Dio mio, stanotte non dormo di sicuro. Il top dei top, i top dei topi. Ma non è più ministra, quindi lasciate stare, dai. Allora, grazie amici, grazie per essere stato con noi. Mi auguro che non vi siate arrabbiati perché c'è stato un momento di scandescenza della politica, ma è bello così. Comunque siamo in diretta, non è che possiamo tagliare e cuci, siamo in diretta. Vi dico che sono le ore 23 esatte, mi dicono tagli. Grazie signori, veramente di cuore, ci vediamo per Linea Sera venerdì sera e chi vuol seguirmi al mattino lunedì dalle 6 del mattino alle 9. Buona salute a tutti. Grazie. Notizia Oggi, Linea Sera è stato offerto da